Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Andiamo al video. Il mercato di gennaio si avvicina. Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e a questo proposito arrivano indiscrezioni interessanti da El Mattino. Jakub Kiwior avrebbe scelto il Napoli. Il difensore polacco ha comunicato ai suoi agenti di volersi trasferire subito alla corte di Antonio Conte dopo l'ennesima panchina realizzata nella sfida tra Arsenal ed Everton. Kiwior non teme la concorrenza di Ramani e Buongiorno nel ruolo. Con la qualificazione alla Champions League gli spazi per giocare sarebbero molto più ampi rispetto alla stagione in corso. Secondo l'edizione odierna del Mattino, gli agenti del giocatore sarebbero attesi in Italia nei prossimi giorni. Per la prossima stagione Mister Conte chiederà la disponibilità di 4 difensori centrali di alto livello. Per questo, evidenzia il quotidiano, il Napoli potrebbe chiudere definitivamente anche l'operazione Jakub Kiwior nella prossima sessione di mercato invernale. Il prezzo di listino dei Gunners è di 20 milioni. Le parti stanno lavorando e la trattativa sembra essere molto calda. Il calciatore polacco potrebbe essere un rinforzo sia per il presente che per il futuro. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Kiwior è una buona cosa per il Napoli? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.